Forse non erano preparati come noi, perché noi forse per il fatto che il nostro Panevin ha questa particolarità che viene fatto nel centro del paese, ha sempre avuto dei protocolli, sempre delle regole molto rigide, molto ferree, quindi noi siamo già abituati a rispettare questo tipo di parametro. Così il sindaco di Arcade risponde a chi nella Marca quest'anno ha deciso di rinunciare ai tradizionali Panevin per la troppa burocrazia. Noi siamo stati tra i primi ad adeguarci a questi parametri, specifica il primo cittadino, parametri necessari quando si organizzano, continua Presti, eventi che come ad Arcade richiamano 4-5 mila persone. Domani dunque l'enorme e tradizionale pira verrà accesa per salutare il nuovo anno. Panevin all'insegna della sicurezza, come accaduto in occasione della 50esima edizione del 2017, misure intensificate. Una quarantina di alpini volontari aiuteranno per i parcheggi, uomini delle forze dell'ordine armati presideranno la piazza, mentre le strade d'accesso verranno bloccate. Transenneremo gli accessi del paese, metteremo dei mezzi gommati appunto come indicato dalla prefettura e alla mia sinistra, qui vicino alla chiesa, c'è l'autobotte dei pompieri che fungerà anche quella da blocco. Domani mattina si riunirà la Commissione Pubblico Spettacolo insieme ad ULSS e Vigili del Fuoco per verificare i parametri di sicurezza della pira e dei chioschi dove verrà servito cibo e vin brûlé. Alle 19 invece l'ultimo briefing in municipio perché tutto sia pronto quando alle 21 il governatore Luca Zaia, come accade ormai da 20 anni, accenderà la pira. Domani sera vi aspetto tutti, venite numerosi anche con le vostre famiglie, venite comunque a gustare un buon brûlé, a mangiare una buona salsiccia e a vedere le faville sperando che vadano a sera e che ci sia una ripresa per tutti noi. Anche a Treviso confermati i tradizionali pane e vino organizzati nei diversi quartieri, una decina quelli in programma, oltre ad un paio in abitazioni private. Tutti hanno ottenuto il permesso da parte della polizia locale, rispetteranno le norme previste dall'ordinanza antismog e abbiamo raccomandato a tutti quanti anche di tutelare la sicurezza.